Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati con noi, con i nostri ospiti. Puntata molto interessante, molto importante. Abbiamo con noi lo SPI-CGIL, non solo regionale ma che si coniuga nei vari territori, per parlare di un tema che riguarda tante persone che sono pensionate e che hanno diritti inespressi, termine scientifico coniato in qualche modo dallo SPI-CGIL, ovvero vantano delle pretese corrette di corresponsione di soldi da parte dell'INPS sostanzialmente, che non sono stati corrisposti perché non hanno fatto richiesta nelle modalità e nei termini che era corretto fare, ma sono ancora in tempo per poterlo fare, basta che si rendano conto che hanno dei diritti che possono in qualche modo intervenire e far loro recuperare del denaro. Sintesi estrema, poi in realtà seguiti dallo SPI-CGIL si riesce a fare tutto e sono state recuperate tantissime somme molto importanti che a tanti pensionati fanno bene alla salute perché consentono anche di curarsi, non è una battuta. Non è la prima puntata che dedichiamo a questo, ce ne saranno anche altre, perché è importante che voi siate consapevoli che prenotando agli sportelli presenti sul territorio dello SPI-CGIL potete risolvere questi problemi. Per parlarci di questo, e non soltanto, perché ci sono degli alert a cui dovete prestare attenzione, non mi rivolgo solo a voi pensionati, ma anche a figli di pensionati, tutti avete dei genitori, degli zii, dei parenti, avvisateli di questo. Abbiamo con noi in studio, ben ritrovato, Massimo Cestaro. Buonasera. Che è segretario dello SPI-CGIL del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Buonasera. Ben ritrovata anche Maria Pistorello, segretaria SPI-CGIL di Vicenza. Buonasera. Grazie. Accompagnata con Antonella Franceschin, segretaria SPI-CGIL di Padova. Grazie anche a lei. A tutti. Cesare Bigoni, segretario SPI-CGIL di Rovigo. Buonasera, Celeste. Celeste Bigoni, ho sbagliato il nome, non mi sono accorta, scusi, Celeste. Allora, perché i vari territori? Perché ogni territorio ovviamente ha una casistica, ci sono delle persone che hanno una precisa identità, non sono casi inventati, ma saranno resi in qualche modo non riconoscibili, ma di fatto sono veri, vero segretario? Sono assolutamente veri. Carne e ossa. In carne e ossa. La prima cosa che è importante dire è che nella diciamo più o meno seconda metà del 24 dell'anno scorso, quindi abbiamo ripreso l'attività sui diritti inespressi, abbiamo recuperato per i pensionati una cifra che è attorno ai 2,5 milioni, quindi insomma stiamo parlando di cifre importanti. Perché li chiamiamo diritti inespressi? Perché sono quei diritti che il pensionato ha ma che non sa di avere. Naturalmente se uno sa che ha un diritto anche lo chiede, ma se non sa di averlo è difficile che lo chieda, che è la ragione per la quale lo SPI-CGIL sta dicendo a tutti, appunto stiamo facendo queste campagne di informazione, rivolgetevi alle sedi dello SPI perché o in quella sede o in un'altra sede a cui il pensionato viene inviato si fa un controllo della pensione. Può essere che vada tutto bene e può essere invece, come spesso succede, perché i 2,5 milioni la dicono lunga insomma sulle persone che poi hanno avuto delle restituzioni, può capitare appunto che quel pensionato abbia dei diritti che non sapeva di avere e che lo SPI gli mette in evidenza e poi col rapporto con l'INPS recupera le cifre in termini retroattivi e anche in termini di trattamenti economici, trattamenti pensionistici mese Ecco, per semplicizzare ancora che fate Mission Impossible, mission possibile in realtà, perché voi ci riuscite, ci siete riusciti. Assolutamente sì. La cosa importante che ha detto con effetti retroattivi vuol dire che voi riuscite a recuperare anche gli anni antecedenti fino a un certo punto naturalmente. Fino ai 5 anni, perché dopo i 5 anni diciamo, il diritto cade in prescrizione, come si usa a dire. Quindi insomma è importante che i pensionati si rechino presso le sedi, gli sportelli dello SPI a farsi controllare. Non costa niente, è un banale controllo. Vediamo infatti la slide successiva. Molto spesso dà dei risultati. Infatti certo. qui si parla di somme di denaro oppure anche delle prestazioni. Cosa vuol dire? Significa, adesso appunto lo vediamo anche un po' negli esempi concreti che adesso qua i nostri spiegheranno bene. Metteranno, però il punto è questo, cioè la parte dei diritti non sono solamente parte economica, anche se diciamo è la parte per certi versi
preponderante. Vediamo infatti la slide successiva, che così ci fa capire meglio di che cosa stiamo parlando, perché tante volte effettivamente sembra che siano soltanto quote di denaro, invece in realtà cosa è che si può recuperare? Tanta roba. Sì, c'è la slide dopo, successiva, sì, che proprio mette in evidenza tutti quanti gli elementi sui quali è possibile fare un'azione di verifica. Se mi permette, però vorrei fare un passaggio su una cosa piuttosto delicata. L'INPS in questi giorni giustamente sta mandando una mail a tutti quelli per i quali l'INPS ha l'indirizzo di posta elettronica, informando di truffe che sono in atto. Chiedendo ai pensionati di dare le coordinate bancarie, di accedere a un link insomma, e qui è in atto una truffa, e giustamente l'INPS ha mandato, ripeto, a tutti quelli cui è in possesso della posta elettronica una mail dicendo attenzione. Lo diciamo perché intanto per segnalare una cosa positiva che l'INPS sta facendo, ma per avvertire anche che lo SPI non chiama a casa i pensionati chiedendo di fornire dati, informazioni, coordinate bancarie, cedolini, eccetera, eccetera, nel senso che questa operazione viene fatta quando il pensionato si reca all'INPS o allo SPI o chiama lo SPI per avere delle informazioni. Quindi anche in questo caso qua, come quando si fa richiesta dei diritti inespressi o della pensione, siamo noi che facciamo richiesta, esatto, non è l'INPS che viene a darti, esatto, o lo SPI che viene a dirti toc toc, vieni da me. Perché siccome abbiamo interesse a dirlo, perché siccome questa campagna sta funzionando anche molto bene, insomma i dati sono piuttosto importanti, si sta diffondendo, visto che questa iniziativa è in piedi da tanti anni, si sta diffondendo questa cosa. Non vorrei mai che qualche malintenzionato si presentasse come un delegato dello SPI CGIL, dammi le tue coordinate bancarie, dammi la tua pensione perché adesso ti faccio avere dei soldi, eccetera, eccetera. Questa cosa noi non la facciamo, quindi facciamo solamente verifiche di pensionati che si recano presso i uffici, i sportelli, le sedi dello SPI CGIL. Ci tengo a dirlo perché benissimo, insomma, è un elemento di tutela e lo ripeto, la cosa è grave perché se l'INPS manda via credo milioni di mail informando pensionati e non pensionati dicendo attenzione alle truffe, vuol dire che la cosa diciamo è di un certo spessore. Questo ci tenevo a dirlo. Nel dubbio si chiama lo sede dello SPI e si dice: mi avete chiamato voi? Giusto? Certo, e voi avete in orari d'ufficio, fate in orari d'ufficio e voi tranquillamente dite no, non siamo stati noi perché non fate questa chiamata qua. Tornando a noi, proprio per spiegare, perché giustamente anche nelle scorse scorse puntate di approfondimento alcuni telespettatori ci chiamavano ponendoci tantissime domande per le quali noi non abbiamo la competenza ma delegavamo voi, ma soprattutto volevano capire che cosa si può recuperare. Infatti avete fatto benissimo a sottolineare con la slide di fatto le richieste su che cosa possono vertere. Sì. Che farete voi le richieste, cioè non dovete farle voi da casa. Sì. Io a questo punto, se è d'accordo, io andrei proprio a vedere i casi, perché da lì si capisce un po' meglio. Allora, io ve l'elenco soltanto, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Certo. Integrazione al trattamento minimo, quando parliamo di pensione minima, l'integrazione può essere recuperata. La maggiorazione sociale, ma adesso vi racconteranno i nostri interlocutori di che cos'è. L'importo aggiuntivo, la famosa 14ª mensilità che periodicamente andiamo a parlare, che verrà erogata, ma deve essere richiesta. No, non serve che sia richiesta perché dovrebbe essere data automaticamente dall'INPS, ma purtroppo capita che delle volte l'INPS non si sa perché se ne dimentica e allora i pensionati che vengono a conoscenza di questo della possibilità di averla vengono da noi e noi gliela facciamo avere, compresi gli arretrati. Ecco il perché c'è questa 14ª. L'assegno al nucleo familiare, vedremo anche qui cosa si tratta, il trattamento di famiglia, le prestazioni assistenziali, questo è un altro aspetto molto importante perché ne parliamo spesso, sono a volte vitali per una persona anziana, le prestazioni legate all'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento.
Perché ci sono anche queste effettivamente, certo. Che tante volte si pensa che automaticamente si ricada e si abbia diritto, invece purtroppo no. Allora, incominciamo ad andare un po' a vedere anche, due parole, come avviene questo controllo, cioè entriamo un po' dentro la situazione del controllo. Magari Maria Pisarello, che si è addetta a questo, spieghiamo ai nostri telespettatori che non è niente di astrofisico, niente di complesso, ma molto semplice, vero? Esatto, noi riusciamo a fare il controllo grazie a una convenzione che abbiamo firmato con l'INPS alcuni anni fa. Questa convenzione ci permette, su autorizzazione del pensionato, di entrare nella banca dati INPS e scaricare i documenti della sua pensione. Il riepilogo della pensione, che si chiama tecnicamente modello OBIS-M. Quindi come avviene il controllo? Abbiamo anche la slide su richiesta dello SPI, quindi lo SPI che fa questa richiesta, certificato di pensione, OBIS-M. Esattamente, l'OBIS-M. Lo controlliamo la pensione, controlliamo anche i redditi del pensionato, perché sono prestazioni comunque che sono legate a certi livelli di reddito, entro i quali il pensionato o da solo o se è coniugato assieme al coniuge deve stare dentro. Dopodiché noi facciamo con il patronato INCA la domanda di ricostituzione della pensione direttamente. Perfetto, quindi la persona da voi come deve venire? Deve venire con la carta d'identità, il codice fiscale e i redditi, e almeno la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. Dopo, se vediamo che si possono chiedere anche gli arretrati, chiederemo allora anche i redditi degli ultimi 5 anni, perché dobbiamo vedere se la situazione è sostenibile, è la stessa, insomma, anche negli anni precedenti la situazione economica. Quindi vabbè che i pensionati sono tutti molto bravi, però meglio tenersi tutti i documenti? Certo. Certamente. Quindi questo non è così casuale, penso che lo sappiate bene anche voi. Allora, incominciamo col primo caso. Il primo caso, sì. Il primo caso, che non è tra quelli che abbiamo enumerato perché è un caso un po' particolare, riguarda una signora divorziata, ma da tanti anni anche divorziata, la quale è venuta da noi perché diceva: ma è possibile che io non posso avere nessun tipo di pensione, non posso avere nient'altro, anche perché questa signora aveva un piccolo reddito. Poi, facendole le domande adeguate, abbiamo scoperto che la signora era divorziata sì, ma con assegno di mantenimento del coniuge. Ecco che allora l'abbiamo informata, l'abbiamo indirizzata al nostro patronato INCA, perché la signora, anche se il marito si era poi nel frattempo risposato, lei ha potuto, alla morte dell'ex marito, avere parte della reversibilità della pensione. In questo caso, allora, quando un divorziato si risposa, la nuova moglie, parliamo così proprio del caso in questione, ha diritto anche lei alla reversibilità di pensione, ma essendo il marito già stato sposato per un tot di anni con una signora alla quale poi dopo il divorzio ha continuato a versare l'assegno di mantenimento, la pensione di reversibilità spetta ad entrambe, ma viene divisa secondo gli anni di convivenza dell'una o dell'altra della moglie attuale. Quindi non viene duplicata, viene divisa. Viene divisa, certamente. Allora la signora, con il suo pezzetto di pensione, era al di sotto del trattamento minimo, e la pensione le è stata riconosciuta, ma anche integrata al trattamento minimo, quindi è andata a prendere 603 euro al mese e ha avuto anche gli arretrati, e quindi insomma quindi arretrati di 9.750 esattamente, euro, di 9.750 euro, e in più adesso prende una pensione integrata al trattamento minimo, 603 euro, e non ha diritto ad altre cose che poi vedremo in seguito con gli altri casi,
perché comunque ha un piccolo reddito personale. Certo, ma in questo caso qua è solo quando c'è il mantenimento della signora, non è legato ai figli, perché invece se era qualcosa... deve essere, l'assegno deve essere titolare di assegno divorzile per sé. Vuol dire che quando si sono separati e poi hanno avuto la sentenza di divorzio, il coniuge, il giudice, scusate, ha obbligato il coniuge a pagarle il mantenimento. Ma quindi in questo caso qui, che è un caso, facciamo riferimento a un caso specifico, potrebbe essere estensivo, cioè tutte le signore che ci ascoltano, che magari hanno avuto diritto di mantenimento, devono essere titolari dell'assegno di mantenimento, altrimenti anche se la persona si è risposata. Anche se la persona si era sposata. In questo caso specifico della signora che è venuta da noi, il marito si era risposato. Certo. Benissimo Maria Pistarella, torniamo adesso a parlare anche di altri casi, sempre molto interessanti. C'è la pubblicità, quindi un brevissimo break, poi torniamo insieme.